Il vicepresidente e assessore all'agricoltura Franco Manzato ha convocato a Palazzo Balbi le organizzazioni professionali agricole per presentare alla stampa la riforma del sistema burocratico veneto per il settore primario. Si prospetta un forte snellimento amministrativo grazie all'affidamento ad Avepa, l'Agenzia Veneta per i pagamenti in agricoltura, delle funzioni attualmente svolte dagli ispettorati per l'agricoltura, in funzione della creazione di uno sportello unico regionale per le imprese agricole. Questo sportello unico quando sarà operativo? Io spero il tempo necessario perché tutte le due strutture abbiano un'amalgama tranquilla e serena, perché c'è chi lavora dentro e quindi i posti di lavoro e le professionalità devono essere rispettate, ma voglio dare un'accelerata, quindi il prima possibile. Io spero già a fine anno di avere già concluso l'operazione. È anche prevista la costituzione di una cabina di regia con funzioni di indirizzo e coordinamento, oltre che di sorveglianza e monitoraggio. Le associazioni di categoria hanno accolto con favore questi nuovi provvedimenti. È un commento positivo perché comunque dimostra la volontà del neo assessore, nonché vicepresidente, di avere una visione d'insieme strategica che poi si declina in atti concreti come la chiusura degli ispettorati, non tanto per sopprimere un ente inutile, ma per accorpare tutta la materia agricola in un'unica sede, che è quella di Avepa, e la volontà poi anche in futuro di rivedere un po' l'approccio al PSR. Da quanto è emerso in conferenza stampa, anche Confagricoltura non può che condividere lo spirito pragmatico della delibera. Noi abbiamo chiesto alla Regione di avere una burocrazia regionale che funzionasse, regionale per poter essere vicina agli utilizzatori. La burocrazia regionale per quanto riguarda per esempio Avepa in questo momento funziona con grandissime difficoltà e ci dà dei grossissimi problemi. Chiediamo alla Regione che risolva questi problemi, sono problemi che può risolvere solo la Regione con un'azione politica. Questo inizio e la giornata di oggi lo sta a dimostrare e questo inizio è un buon inizio.